Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG4. Abbiamo una notizia appena giunta in redazione. In Liguria a causa del maltempo è crollato il ponte del 25 aprile e sono subito scattate le polemiche. Abbiamo in collegamento in diretta la nostra corrispondente Erta Manugarive. A te Erta. Sì, grazie della linea, eccoci qui, siamo in diretta a Deiva Marina per farvi vedere quello che è accaduto dopo il crollo del ponte del 25 aprile che ha suscitato ovviamente polemiche da parte dei turisti venuti qui in vacanza e anche della popolazione locale. Andiamo subito a vedere le interviste raccolte per noi da Lögia d'una Vacca. Il ponte del 25 aprile che è crollato a causa del maltempo, soprattutto a causa della nebbia. Non ci sono molte parole per descrivere quanto è successo e ve lo mostriamo con le nostre immagini riprese poche ore fa. Angoscia e smarrimento a causa dei parcheggi vuoti che i turisti non stanno occupando proprio in queste ore. E sono molte le polemiche che si stanno scatenando in queste ore, sentiamo alcune testimonianze. Guardi, mai più, veramente mai più. Cioè, ma io le sembra normale? Ero su a Milano con il sole, la bella vita, il mare, vengo giù per il ponte del 25 aprile e mi devo ritrovare la nebbia qua in Liguria. Cioè, veramente i liguri non sanno lavorare, non sanno fare niente. E cioè, se non devono saper fare niente, che vadano tutti a casa loro. Non è possibile. Ma io devo veramente rovinarmi le vacanze. Cioè, ma signora, ma io ero giù con il giaccone stamattina. Cioè, sono scesa giù in spiaggia, adesso io ho sugli occhiali da sole perché cioè alla fine mi rifiuto veramente di credere che ci sia veramente questo manto di nuvole così gravoso su di noi, sulle nostre teste. Come si sente di commentare? Guardi, veramente l'unica cosa che posso dire è povera la mia Liguria, lo dico anche ai telespettatori, povera la mia Liguria veramente, perché io sono desolata, sono veramente costernata, sono anche un po' ritardata, perché non riesco a capire come sia possibile che una regione così bella sia così rovinata. Ma guarda che bella che sono anche io, stasera mi si vede il telegiornale. Vuole dirci qualcosa di quello che è accaduto? Ma cosa vuole che ci dica io lei? Ma secondo lei se ci fosse stato il sole ci avremmo avuti tutti i negozi chiusi? Io non lo so, ma è sempre colpa del governo che tanto fa sempre piovere sul bagnato. Anche adesso che sta piovendo e io mi sto bagnando. Mi non so, e cosa vuoi che vi dica? Ma lei che cosa pensa di questa situazione? Ma io cosa devo pensare? Secondo lei io la penso normale, no? E cosa devo fare io qua? Mi lasci andare che c'ho da andare io, L'unica cosa che posso dire è che siamo veramente dispiaciuti, eravamo qui con la famiglia per prendere il sole in spiaggia, fare un po' di sport, un po' di vela, cose del genere, ma ovviamente con tutta questa nebbia, queste nuvole, tutto questo non è facile e non è giusto. Ritorniamo infatti subito in Francia. Vous retournez à la maison. Ah beh sì, non ci resta altro da fare, del resto che cosa stiamo a fare qui? Paghiamo la vacanza. Può darsi che ritorneremo l'estate, ma se il meteo sarà così non è bello. Bene, grazie Erta Manugarive. Naturalmente tienici aggiornati, qualora tu avessi bisogno richiedici la linea. Noi intanto chiudiamo per adesso questa edizione del TG4 e vi ringraziamo per averci seguito. Arrivederci.